Akragas il giorno dopo. Siamo infatti a 24 ore dalla conferenza stampa del presidente Silvio Alessi, il quale ha convocato ieri i giornalisti soprattutto per sfogarsi e difendersi dalle accuse che una parte dei tifosi gli aveva rivolto. In conferenza si è parlato di svolta societaria con l'ingresso di un nuovo patron che sarebbe pronto e di cui si conosce il nome, a differenza delle precedenti cordate assolutamente anonime. Come è noto si tratta dell'imprenditore romano Alessandro Nuccilli. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Ieri Alessandro Nuccilli è intervenuto nella trasmissione di TVA A Tutto Campo. Intervistato da Carmelo Lentini, ha detto di avere seguito la conferenza stampa di Alessi. Ascoltiamolo. Ho apprezzato molto la conferenza stampa del presidente uscente Alessi. Ho apprezzato quello che ha detto e ha capito che veramente davanti ci sono persone serie. Io poi non mi devo nascondere davanti a nulla, perché quando ha detto la cordata è privato e l'altra cordata è Nuccilli, cioè io non mi devo nascondere, alla fine esco fuori quello che sono, cioè non sono il Berlusconi, ma sono un piccolo imprenditore che ha voglia di fare bene in una società e questo è un progetto serio. C'è un obiettivo che sta a cuore all'imprenditore romano ed è quello di far tornare l'Akragas ad Agrigento e porre fine così all'odioso esilio a cui la squadra è stata condannata dalla gestione Tavecchio. Nuccilli lo ha detto chiaramente che aiutando l'Akragas ad uscire dal baratro renderebbe un servizio prima di tutto a se stesso. Non prometto il mare perché di solito chi promette poi non mantiene, passa da buffone. Io non le faccio queste promesse, però spero di fare bene e di farlo fatto bene ad Akragas, ma più che altro per levarmi anche io delle soddisfazioni insieme ai tifosi, non solo loro, anche io stesso. Inutile dire che ad Agrigento c'è grande attesa tra i tifosi biancoazzurri di vedere all'opera il nuovo patron, il cui progetto è davvero ambizioso e per una squadra ultima in classifica e con una penalizzazione ancora da scontare non è poco. Anzi, l'augurio è proprio di vedere realizzata almeno la gran parte del progetto. Facciamo le cose fatte bene e non il passo del lumo della gamba. Non hanno un presidente che scende con l'elicottero, c'è un orologio da 10.000 euro, ma c'hanno un semplice presidente che comunque ha voglia di fare bene, prendere i ragazzi dalla primavera e portarli su per farli esordire in prima squadra. E quello è il settore giovanile che io è la seconda cosa che mi occuperò. La terza, fargli un bel regalo sotto Natale, portargli 4-5 giocatori molto importanti e di spessore soprattutto, che hanno fatto categorie più alte, per potersi salvare almeno un mese prima, tanto le squadre sono tutte là. Questo è quello che posso dire ai tifosi.